acqua alta, possibile marea da record nella notte tra lunedì e martedì, secondo alcune stime si potrebbero raggiungere i 140 cm. Dramma della solitudine a Cavarzere, una donna ha piccato 7 roghi e quando i carabinieri li hanno scoperta li ha abbracciati dicendo "mi sento sola, avevo bisogno di compagnia". Disagio anche a Venezia, Mestre per lo sciopero dei trasporti, le testimonianze di residenti e pendolari. Martedì alle 15:30 a Ponte di Piave, funerali di Sara Anzanello, la campionessa di volley morta a 38 anni per una leucemia. Controlli antidroga dei carabinieri delle scuole del Veneziano e a sorpresa oltre ad alcuni studenti pizzicata anche una insegnante. Mezzi privi dei requisiti minimi di sicurezza e autisti non pagati da mesi, la denuncia dei sindacati su alcuni servizi del comune riguardanti bambini e disabili. Ottobre rosa, tra le iniziative una consistente donazione alla Lilt da parte di un parrucchiere mestrino, voglio aiutare chi ne ha bisogno, dice. Telespettatori di Antena 3, buonasera e bentrovati, l'edizione veneziana dei nostri telegiornali in primo piano, l'allerta maltempo che abbiamo sentito. Se avete seguito il telegiornale del Veneto c'è un'allerta maltempo che riguarda tutto il Veneto a partire da domani e quindi nubifragi in arrivo, e non c'è solo ovviamente il bacino del Piave che è osservato speciale, ma c'è anche l'allerta per un'acqua alta che potrebbe arrivare a livelli record all'inizio della prossima settimana. Tra lunedì e martedì prevediamo una marea eccezionale fino a 165 cm. La previsione è da far tremare i polsi. Se la marea dovesse realmente raggiungere i 165 cm, sarebbe la terza più alta nella storia di Venezia, dopo i 194 della tragica alluvione del 1966 e i 166 toccati nel 79. La possibilità di un evento fuori dal comune nella notte tra lunedì e martedì è confermata anche dal centro maree di Cafarsetti, più cauto tuttavia sulla misura del picco, che non dovrebbe superare i 132 cm. Meglio comunque prepararsi al peggio. A causare l'anomalia i forti venti di scirocco che accompagneranno la perturbazione atlantica in arrivo nel fine settimana. Allerta anche in terraferma per il rischio di esondazioni. La giornata di lunedì sarà la peggiore sotto il punto di vista delle precipitazioni, poi tutta la regione sarà sotto piogge temporale e ancora nubifragi con conseguenti possibili frane e smottamenti sui settori alpini e prealpini. Adesso la cronaca ci porta a parlare di una storia davvero incredibile che viene tra Chioggia e Cavarzere. Una donna che appicca 7 roghi nelle vicinanze della casa della vicina di abitazione e quando i carabinieri la scoprono li abbraccia e racconta: mi sentivo sola, avevo bisogno di compagnia. Mi sentivo sola, sono stata abbandonata da mio marito anni fa e ho provocato questi incendi per far arrivare i carabinieri. Si è giustificata così una 55enne residente a Cavarzere in località Rottanova col figlio, dopo aver appiccato per mesi il fuoco a casa della vicina. Quando ha visto i militari, li ha abbracciati. Si è gettata addosso ai militari, più che chiesto lo ha fatto fisicamente, si è gettata addosso ai militari, l'ha abbracciati, conosceva personalmente il comandante della stazione, gli altri militari del reparto, perché tra l'altro li aveva visti nei giorni precedenti, nei mesi precedenti, effettuare i vari sopralluoghi, magari quando aveva avuto bisogno, per altre piccole circostanze che succedono insomma in un piccolo paese come Cavarzere, insomma aveva avuto bisogno e li conosceva personalmente, li ha abbracciati, ha chiesto aiuto e sicuramente la signora da noi sarà aiutata. Auto d'epoca, un carretto con legna, una botte per il vino, un portone e una finestra. L'ultimo episodio la scorsa notte, quando ad essere presa di mira è stata una cisterna di gasolio. Questa volta però i carabinieri hanno colto la donna sul fatto. Ha subito ammesso l'addebito, ha dichiarato insomma di essere responsabile anche delle altre condotte, consegnando i fiammiferi, la diavolina e quant'altro aveva per appiccare gli incendi, e poi è scoppiata in lacrime perché si è sfogata in quanto abbandonata, ha raccontato di essere stata abbandonata negli anni precedenti dal marito, lasciata lì sola in aperta campagna col figlio, e per sfogo sfogava la propria rabbia appiccando piccoli incendi, fortunatamente non estesi, tutti circoscritti, ma che potevano innescare
situazioni ben peggiori. Basti pensare che stanotte l'incendio è stato appiccato vicino a una cisterna che conteneva gasolio. Di fronte alla confessione, i militari hanno dovuto inevitabilmente denunciarla per danneggiamento seguito da incendio. Siamo stati per dovere d'ufficio costretti ovviamente a deferirla, perché purtroppo, meno male, il reato di danneggiamento seguito da incendio è un reato di pericolo, quindi la signora ha con il suo comportamento esposto gli altri e le proprietà altrui a un eventuale pericolo, però sicuramente al vaglio dell'autorità giudiziaria ci sarà anche la circostanza che vede i reali motivi e anche la condizione psicologica della signora sarà valutata. La signora infatti ha dichiarato di essere fortemente depressa per la solitudine. Nessun rancore verso la vicina, ma semplicemente quello era l'unico spazio dove poter, a suo dire, appiccare gli incendi. E adesso torniamo tra Venezia e Mestre per parlare della giornata di disagi per lo sciopero dei trasporti tra il centro storico e terraferma, disagi raccontati da residenti e pendolari ai nostri microfoni. Oggi giorno di sciopero, hai trovato disagi? Eh sì, non c'erano gli autobus. La giornata di sciopero di 24 ore annunciata dai lavoratori dei trasporti e CTV ha raccolto un'adesione sotto al 50% e se il tram circolava a singhiozzo, i disagi maggiori si sono registrati nelle ore di punta, come confermano pendolari e residenti in cerca di una soluzione in zona stazione ferroviaria. Adesso per fortuna sono riuscita a trovare un treno al volo e sto aspettando qualcuno che mi venga a prendere. Io prendo il taxi e niente, siamo qua in attesa da più di 20 minuti, quindi così speriamo che arrivi presto. Stamattina sono partita prima delle 9, gli autobus c'erano, oggi alle 11:30 gli autobus c'erano, adesso non ci sono più, quindi aspettiamo il taxi. Agitazione che ha visto invece irregolari molti treni verso le città principali. Mi hanno confermato il treno delle 89:17 di Italo, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Destinazione? Roma. Sciopero anche della scuola, sebbene con le solite eccezioni. Perché i nostri genitori ci hanno detto che dovevamo andare. Obbedienti? Sì. Con i veneziani e non che ai disagi hanno risposto con scelte come sempre obbligate, ma rivelatisi vincenti, come racconta questa milanese. Sapevo che il treno che avrei preso io partiva, era una freccia da Milano a Mestre. Bene. Adesso con mezzi pubblici ti sposterai o aspetti qualcuno che ti venga a prendere? No, in realtà è un bus privato che ci porta dove dobbiamo andare, quindi io non ho avuto disagi. Scelte spesso anche creative. Quindi utilizzo per blaccare meglio. Lo sciopero è indetto dai sindacati di base pubblici e privati per protestare contro le misure governative. Allora torniamo a parlare della morte della campionessa di volley Sara Anzanello, campionessa travigiana che come sapete risiedeva a Jesolo ed era anche allenatrice per la FIPAV di Venezia. La sua sofferenza per la nuova malattia che l'aveva aggredita, la leucemia, in un post su Facebook, uno degli ultimi post su Facebook in cui si leggeva però la sua grande voglia di vivere. I funerali martedì alle 15:30 nella sua Ponte di Piave. Ho paura, non sarà l'emozione migliore da avere, però non avere certezze fa paura. Se volete mandarmi un piccolo pensiero, una preghiera per i credenti, un po' di energia positiva che aiuti il mio corpo a fare piazza pulita di ciò che non va bene, io sono qui per lottare, mai mollare, crederci sempre, come ho fatto in tutta la mia vita. È il post che Sara Anzanello, la campionessa di pallavolo di Ponte di Piave, morta ieri a 38 anni, aveva pubblicato sui social invitando gli amici e i sostenitori a condividere le sue parole per essere di supporto. Scriveva: a chi come me deve superare delle difficoltà. Attendeva un nuovo trapianto Sara. Nel 2013 l'epatite, contratta in Azerbaigian, poi la diagnosi di un tumore al sistema linfatico. Ho paura perché voglio vivere. Non si sa mai, scriveva, quali e quante sfide la vita ti pone davanti. Difficilmente si è abbastanza pronti. Cos'è la cosa che vorresti più di ogni altra, il tuo sogno nel cassetto, il tuo desiderio più grande? Il mio sogno è vivere, semplicemente vivere, passeggiare, stare all'aria aperta, un bel bagno in un mare limpido, la sabbia sotto i piedi, la neve candida che mi circonda in una giornata invernale di sole, i miei quadri, la mia cucina, il mio piccolo orto sinergico, una serata con la mia famiglia e con le persone a cui voglio bene. Vivere, senza grandi pretese, ma vivere. Non ce l'ha fatta Sara. Il male, che l'aveva smagrita pur lasciandole la sua voglia di lottare, alla fine ha prevalso. E il volley italiano è in lutto. Dal letto di ospedale al Niguarda di Milano aveva seguito la nazionale ai mondiali, gioendo per l'argento conquistato dalle ragazze che vestono oggi la divisa che tante volte le ha indossato. I funerali di Sara martedì nella sua Ponte di Piave.
E stando là invece lo sconcerto per la morte ieri pomeriggio della coppia di anziani lungo la tangenziale di Treviso. Sconcerto e dolore a Sandona di Piave per la tragica scomparsa dell'architetto Vittorio Manfron, 76 anni, e della moglie Maria Fiorenza Linguanotto, 74 anni, morti ieri pomeriggio nel terribile schianto lungo la tangenziale di Treviso. L'auto della coppia, per cause ancora al vaglio della polizia locale, ha urtato il retro di un camion che stava per superare e si è letteralmente catapultata in avanti, cappottandosi per fermarsi un centinaio di metri più avanti. L'impatto violentissimo è stato fatale ai due coniugi che sono morti sul colpo. Vittorio Manfron era molto noto, una vita dedicata all'architettura, la sua. Per 40 anni è stato docente allo IUAV di Venezia, a lungo direttore del corso di laurea in edilizia, da 6 anni era in pensione. A Sandona di Piave era stato consigliere comunale del PC. Una vita dedicata all'insegnamento, anche quella della moglie, docente alle scuole medie prima di collaborare con lo studio professionale del marito. La data dei funerali non è ancora stata fissata. Nel frattempo proseguono gli accertamenti della polizia locale per chiarire l'esatta dinamica della tragedia, anche con l'acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza. Dalle prime testimonianze pare che l'auto dei coniugi abbia prima superato un furgone sulla destra per poi cominciare il sorpasso del camion. L'impatto con il paraurti del mezzo pesante è stato fatale. Non sono mancati disagi oggi nel traffico lungo l'autostrada 4 che è stata chiusa nel tratto fra Portoguaro e Sandona di Piave in direzione di Venezia, così come l'entrata ai caselli di Portoguaro, San Stino, di Livenza, Cessalto verso Venezia a causa dell'auto articolato che trasportava elettrodomestici e che ha preso fuoco intorno alle 5:30 del mattino tra Cessalto e Sandona di Piave. 11 chilometri di mezzi incolonnati nel tratto interessato nel momento di massimo picco di crisi. I veicoli sono stati fatti defluire per liberare il tratto e consentire agli operatori di effettuare le operazioni di bonifica, rimuovere il carico dal mezzo incendiato, ripristinare l'asfalto deteriorato lungo un tratto della corsia di emergenza e della corsia di marcia. Fortunatamente nessun ferito in questo incidente. Adesso i controlli dei carabinieri nelle scuole, i controlli antidroga che continuano in questi giorni, in queste settimane. Uno degli esiti però è stato sorprendente. Nell'ambito dell'operazione Scuole Sicure, grazie all'impiego dell'unità cinofila, i carabinieri hanno individuato in una scuola del Veneziano un insegnante e alcuni alunni per uso di stupefacenti. Uno studente è stato denunciato per spaccio, 2 sono stati sorpresi con una modica quantità di droga e una volta sottoposti a perquisizione domiciliare per uno di loro è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio, perché trovato in possesso di 43 grammi di marijuana suddivisa in dosi. L'altro studente è stato invece segnalato alla prefettura come assuntore di droga. La cosa inaspettata è che insieme a lui è stata segnalata anche un insegnante. Durante il controllo, infatti, il cane ha più volte marcato la docente, che poi ha confessato ai militari di fare uso di hashish. Come sappiamo, torniamo a parlare della politica cittadina, della politica di Venezia. In questi giorni anche il caso di Stefano Cucchi è entrato nel dibattito del Consiglio Comunale con nuove polemiche. La maggioranza in Consiglio Comunale Venezia fa cadere il numero legale per non discutere della solidarietà ad Ilaria Cucchi e delle dichiarazioni del sindaco e del vice sindaco sulla vicenda. Questi i toni del post del capogruppo PD in seno all'omonimo Consiglio, Monica Sambo, scritto e pubblicato sulla sua pagina Facebook dopo l'animata e accesa seduta delle scorse 24 ore. La polemica dopo che il PD avrebbe voluto discutere della questione che però non era nei punti all'ordine del giorno. Di seguito le reazioni di protesta della stessa Sambo e di altri consiglieri di opposizione. Esatto, però non è un intervento sull'ordine dei lavori. Non c'è alcun divieto. È fuori dall'ordine del giorno. È fuori dall'ordine. Ma non c'è alcun divieto. A insorgere anche il Movimento 5 Stelle con il consigliere Davide Scano. Fatti importanti accaduti nei giorni immediatamente precedenti al Consiglio ed è stata data la parola per queste comunicazioni, sono state qualificate come comunicazioni. Quindi io credo che il vicepresidente possa, se ritiene, fare una comunicazione a nome di non so quanti consiglieri al pubblico, quindi alla collettività tutta, con l'occasione del Consiglio Comunale, depositando questa nota presso la segreteria.
I toni decisamente molto accesi dopo che il sindaco Luigi Prugnaro era intervenuto a favore della sua vice Luciana Colle, finita a sua volta nella bufera per aver condiviso, sempre su Facebook, un post pesantemente critico verso Ilaria Cucchi, sorella di Stefano. Dovrebbe chiedere scusa alle famiglie dei ragazzi ai quali il fratello spacciava la droga. Recitava il pensiero rilanciato dalla vice sindaca, che però aveva altresì precisato di aver espresso una propria opinione slegata quindi dal suo ruolo di amministratore. PD, Lista Cassone e Pentastellati avevano parlato di attacco vergognoso, promettendo di portare la questione in Consiglio Comunale, forse a questo punto nel prossimo. E ritengo assolutamente dubbia la prassi per cui si debba rinviare questa cosa. Torneremo a parlare di trasporti, di criticità nel trasporto pubblico, ma subito dopo la pubblicità. Eccoci in studio in diretta, il telegiornale di Venezia, dunque per tornare a parlare di trasporto pubblico, di mezzi sui quali punta il dito il sindacato, e sono mezzi che offrono servizi a bambini e disabili. Servizi di scuola, bus e trasporto disabili a rischio nel comune di Venezia. L'allarme arriva dalla Filte CGIL, che denuncia il mancato pagamento degli ultimi 4 mesi di stipendio ad alcuni dipendenti della Tundo, società a cui Cafarsetti ha affidato tramite gara la gestione di alcune linee. Secondo i lavoratori vi sarebbero inoltre gravissimi problemi di manutenzione dei mezzi. Le condizioni di questi mezzi sono che non hanno superato il collaudo, molti mezzi sono senza istitore, le ruote sono usurate e c'è un problema anche di rifornimento e di gasolio, con il rischio che i mezzi si fermino in mezzo alla strada. Le pastiglie dei freni di alcuni pulmini sono completamente usurate, denuncia Francesco Gianolla, autista che nei giorni scorsi ha deciso di licenziarsi insieme ad altri colleghi dopo 4 mesi di lavoro senza stipendio, 14esima ai rimborsi. L'ho fatto per motivi economici, perché così non potevo andare avanti, confessa, ma anche per ragioni di sicurezza. Ci dicevano frenati con i piedi, tanto per mandarla sull'ironico. E anche questa situazione qua ha contribuito a farci dimettere, insomma, perché andiamo contro l'inverno e trovarci con la neve magari o col ghiaccio, con pneumatici che non sono all'altezza adeguati, siamo anche noi corresponsabili, per cui anche per tutelarci abbiamo dovuto dimetterci. Trattandosi di disabili e bambini, finora abbiamo fatto il possibile per garantire il servizio, spiegano i lavoratori, ma ora saremo costretti a fermarci a meno di un intervento immediato del comune. Dopo 4 mesi in cui si sono assunti la responsabilità di proseguire il servizio nonostante la mancanza dello stipendio, qualora non arrivasse dall'amministrazione comunale un segno preciso di pagamento diretto degli stipendi, di risoluzione del problema, saremo costretti a azione di sciopero. Ottobre Rosa, continuano le iniziative contro il tumore al seno, importante donazione da Mestre. Dopo l'iniziativa dello scorso marzo, quando con il ricavato di una giornata sono stati acquistati 2 caschi per permettere alle donne operate di tumore al seno di proteggere i loro capelli durante la chemioterapia, un commerciante mestrino parrucchiere ha deciso di dare un ulteriore contributo. Quest'anno abbiamo deciso di fare il 50% io e il mio staff, cioè noi per la lente, anzi noi e voi per la lente, perché grazie ai nostri clienti riusciamo a donare, a aiutare le persone. Ripeto, il 50% dell'incasso andrà tutto alla lente. Ci tengo a aiutare sempre di più, perché aiutiamo per aiutare le persone che hanno bisogno. Leo ha iniziato, è partito con questa idea, noi raccogliamo perché dove ci sono tante donne è importantissimo poter trasmettere questi messaggi e parlare loro di come si fa la prevenzione. Una donazione importante che arriva nell'ambito dell'Ottobre Rosa, quest'anno ricco di iniziative a partire dal Vaporetto che farà l'ultima tappa lunedì 29 ottobre. È stato un anno particolarmente felice perché abbiamo avuto questa iniziativa del Vaporetto che ha avuto anche un riscontro mediatico molto importante e soprattutto siamo riusciti ancora una volta a far passare il messaggio che prevenire è meglio che curare, cioè conoscere una sana modalità di vita, mantenere una buona alimentazione, non fumare, non fare tante cose, sicuramente funziona e funziona anche la diagnosi precoce. È tutto da Venezia, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo.
Perturbazione atlantica sulle nostre regioni, con rischio di fenomeni anche violenti. Nel dettaglio sul Veneto, sin dal mattino il cielo sarà molto nuvoloso, con condizioni piuttosto instabili. Rovesci e temporali infatti saranno possibili un po' ovunque, localmente anche forti. Non si escludono dei locali nubifragi, specie sui settori alpini. Temperature minime tra 12 e 16 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 14 e 18 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Situazione molto simile, con precipitazioni temporalesche diffuse su tutte le province, anche di forte intensità. Non sono da escludere dei fenomeni violenti e sarà piuttosto elevato il rischio alluvionale. Temperature in lieve calo, con minime tra 14 e 17 gradi. Valori massimi compresi invece tra 16 e 20 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, il maltempo infatti riguarderà anche la nostra regione, con piogge diffuse su tutti i settori e localmente anche molto intense, con pericolo per dei nubifragi, specie durante le ore serali e notturne. Temperature minime tra 14 e 15 gradi, valori massimi invece intorno ai 17 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.